A San Giorgio di Nogaro per conoscere e soprattutto per sapere come sta andando la stagione di Daniele Carniello. Ciao Daniele. Buonasera a tutti. Allora, ha già vinto un paio di prove di Coppa Europa, abbiamo detto, quindi di motonautica, quindi insomma stagione positivissima. Intanto raccontaci queste due ultime prove. Niente, la prima prova l'abbiamo disputata in Ungheria, a Dunajváros, è andata bene, siamo arrivati primi e quindi più contenti di così non si poteva essere. Qual era il campo dei tuoi avversari? Nel senso, la prova aveva un livello tecnico importante? Direi di sì, anche perché è prima tappa del campionato europeo, quindi abbastanza a livelli diciamo importanti, sì. Mentre la seconda prova che ti ha visto vincitore, com'è andata? La seconda prova è andata bene anche lì, abbiamo giocato in casa a Barcis, quindi niente, è andata bene e poi alle verifiche c'è stato qualche problemino e tramite le verifiche abbiamo raggiunto il primo posto comunque. Sappiamo che la motonautica, comunque nella tua categoria, ci sono sempre dettagli da curare in maniera quasi maniacale, vero? Perché deve andare tutto benissimo. Sì, oltre non c'è solo il pilota o solo la barca, deve funzionare tutto l'insieme, sia pilota come il meccanico e come la barca, tutto l'insieme deve essere perfetto. Per chi ancora non ti conosce o non conosce bene la motonautica, parlaci delle caratteristiche tecniche proprio del tuo scafo. Allora, gli scafi sono dei catamarani, montano un motore fuoribordo da 1000 cm3 con circa un centinaio di cavalli, sono monoposto, sono prevalentemente in fibra di carbonio o Kevlar costruiti e raggiungono velocità diciamo sui 130-140 all'ora. Quindi fibra di carbonio Clever vuol dire che il peso principale è quello o del motore o del pilota, perché lo scafo è leggerissimo. Diciamo il peso minimo da raggiungere sono 250 kg. Tutto compreso, quindi più si sta a peso minimo più corre la barca, quindi. Per forza, non è che mangi polenta per ringraziare prima della partita. La prossima invece sappiamo che già a settembre hai impegno sempre con la Coppa. Abbiamo una gara di campionato italiano a Viverone, in Piemonte, quindi sul lago, poi abbiamo a metà settembre campionato mondiale, che si disputa su 4 manche e quindi a fine giornata la classifica è come mondiale, diciamo. Tue aspettative, speranze o obiettivi per il mondiale quali sono? Ma noi andiamo sempre con quella di far bene e di divertirsi soprattutto, anche perché penso sia il segreto quello lì, divertirsi e poi vengono i risultati. C'è un avversario con cui hai ingaggiato un duello particolare, uno che ti sta sulle scatole, diciamo così, tra virgolette, no, che vuoi battere? Sulle scatole assolutamente no, anche perché quando si è in acqua, si è in gara, bisogna sempre comportarsi bene e poi sì, c'è un pilota che ha la mia età, è forte anche lui, e ci diamo battaglia su ogni campo gara, però a fine gara c'è sempre l'amicizia, diciamo. E questo ci piace. Ancora per chi non ti conosce, ma com'è che ti sei messo a fare proprio motonautica invece che giocare a calcio, a basket o a pallavolo, non lo so? Niente, ci siamo trovati con un gruppo di amici e da lì è iniziato, diciamo, tutta la storia, diciamo. Io sono nato come meccanico in motonautica e poi è saltato fuori questa cosa qua e mi sono dilettato nel fare il pilota, dai. Insomma, mi pare che i risultati ti diano anche ragione. Tu ti alleni al bivio del Paradiso, lì nelle cave, sì, vicino a Zavatina? Vicino lì, vicino al chiosco Paradiso, per capirsi. Okay. Se qualcuno volesse avvicinarsi alla motonautica, facciamo anche un po' di... può farlo, viene lì, ti dice faccio il tuo meccanico, mi interessa. Assolutamente sì, noi siamo aperti sempre a tutto, anche perché abbiamo 2 o 3 giovani che vengono sempre a darci una mano, sono lì ogni domenica, ogni sabato, sono affiatati anche loro ed è molto bello perché abbiamo creato un bellissimo gruppo. Domanda del giornalista curioso più dell'uomo della strada che cosa, ma è vero che ci sono ragazze che vengono a vedere il giro lì, è buono?
Beh, diciamo di Come sì. motori si dice così, no? Sì, sì, diciamo di sì, nei campi gara ci sono anche quelle. Ci sono anche quelle. Ok, torniamo proprio nel binario giusto. Le insidie della prossima gara principale, le insidie dal punto di vista tecnico, magari anche del campo di gara, quindi dell'acqua, quali sono? Sì, allora diciamo correre sul lago e correre sul fiume, diciamo cambiano tante cose, anche perché sul fiume c'è la corrente, nel lago ci può essere l'aria che si incanala, diciamo, sulla valle, poi questo qua è un circuito che io non ho mai visto, quindi è una cosa nuova anche per me. Chiaramente il circuito deve fare attenzione al vento, alle correnti, così è come proprio guidare la macchina, ci sono tante insidie, tanti dettagli da curare. Qual è il campo di gara che ti piace di più o che in questi anni hai gradito di più? Io lo dico sempre ed è Barcis, sia dal punto di vista tecnico e anche il circuito e l'organizzazione penso sia uno dei migliori circuiti che ci sia. Quindi anche per qualche appassionato del Friuli Venezia Giulia, insomma, Barcis anche vicino, via. Non togliendo niente a nessuno, a nessun circuito, a nessun organizzatore. Quindi su in Valcellina andate a seguire anche le varie gare. Campionato europeo, ma ci sono anche ulteriori obiettivi, non so, mi parlavi di mondiali. Sì, a metà settembre c'è il campionato mondiale e poi a fine settembre c'è l'ultima tappa del campionato europeo. Okay. Quindi mondiale adesso più campionato europeo, ho già vinto 2 gare. Sì. Manca una, ma insomma il più è fatto o no? Io non do mai niente per scontato. Fino all'ultima bandiera a scacchi io non faccio mai previsioni perché è giusto così. Quindi questo 2013 hai questi obiettivi, sai già che cosa fare anche negli anni, magari già nel 2014 o magari insomma c'è qualche sponsor che potrebbe darti una mano per salire? Gli sponsor servono sempre, anche in questa categoria e soprattutto sulle barche. E niente, si vedrà a fine stagione come andrà. Tu hai una pagina Facebook, un sito internet a cui fa riferimento per... Io personalmente no, la Presidente sì. Quindi possiamo, per tutti gli appassionati che vogliono seguirti, diamo appuntamento sulla pagina. Sì, è Motonautica Charlins oppure Maura Coz, okay, che è la Presidente. Ok, allora da FVG Sport Channel facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Daniele Carniello. Sappiamo che sei venuto già in studio da noi l'anno scorso e ti abbiamo portato fortuna perché un paio di gare poi le hai vinte subito dopo. Quindi insomma, fortuna. magari anche adesso il nostro fluido ti dà una mano. Magari. A settembre, prima mondiale e poi la terza tappa dell'Europeo, abbiamo detto. Quindi Daniele, in bocca al lupo. Crepi e speriamo vada bene. Guarda che torniamo a sentirci dopo a ottobre quando sei tornato. Va bene, sarà fatto. Grazie mille. Buonasera.